Asiago merita le Olimpiadi, parola di Nicola Finco. Il massanese capogruppo in regione della Lega non ha dubbi. Per i giochi invernali del 2026 anche l'altopiano di Asiago può fare la sua parte, come per primi abbiamo sostenuto noi di Rete Veneta. Per questo si dice pronto a supportarne la candidatura in regione. L'altopiano di Asiago sicuramente nella proposta che noi presenteremo avrà un ruolo dominante. Ricordiamoci che sull'altopiano abbiamo oltre 400 km di piste da sci da fondo, quindi un comprensorio importante che sicuramente in un'eventuale Olimpiadi potrà dare un grande e grosso contributo. Quindi l'attenzione nei confronti dell'altopiano per questa importante iniziativa c'è e mi farò ovviamente portavoce in ragione di questo. Tra le carte che l'altopiano di Asiago può giocare a suo favore ci sono anche i numerosi allori olimpici conquistati dagli atleti, ultimo in ordine di tempo il bronzo nel patinaggio velocità di Nicola Tumolero. L'altopiano negli ultimi anni ha dato numerose soddisfazioni al mondo sportivo, soprattutto sugli sport invernali, e questo sta a testimoniare la qualità di quel territorio da un punto di vista infrastrutturale per le strutture sportive, ma soprattutto un'Olimpiade eventuale rappresenterebbe anche un rilancio per l'intera economia della montagna vicentina. Per aspirare ad organizzare i Giochi Olimpici però il Veneto dovrà prima sbaragliare la concorrenza interna rappresentata dalla candidatura di Torino. Diciamo che i grillini si stanno facendo male da soli, hanno già dimostrato una spaccatura al loro interno. Noi invece come Veneto siamo compatti, stiamo già registrando le prime adesioni a questa proposta di Olimpiadi da parte sia della Federalberghi ma anche delle varie amministrazioni comunali e provinciali. Quindi non è una buttata politica, il Veneto ci crede davvero? No, il Veneto ci crede davvero e sta già lavorando per pianificare questa importante proposta per ovviamente portare le Olimpiadi nel 2026.